Favorevoli 109, contrari 69, astenuti 1. Il Senato approva. Il decreto sicurezza ottiene la fiducia al Senato e diventa legge, un voto raggiunto dopo una giornata complicata con tensioni in aula durante le quali si è sfiorata la rissa e la dura protesta delle opposizioni. Un provvedimento di 39 articoli che recepisce gran parte del DDL in materia risalente al 2023. Dall'inasprimento delle pene per chi manifesta contro le grandi opere o blocca strade e ferrovie, ma anche per chi commette truffe nei confronti degli anziani, alla stretta sulla cannabis light e sull'occupazione degli immobili. C'è una procedura molto più snella per la liberazione di questi immobili che vengono veramente occupati abusivamente in tempi strettissimi. Poi c'è la truffa agli anziani con una fattispecie penale ad hoc, diciamo, e era comunque molto richiesta. E poi c'è tutta la parte relativa alle forze dell'ordine. Ci chiedevano un fondo a sostegno per tutti i vari procedimenti che si trovano comunque a volte le forze dell'ordine a sostenere relativamente al loro operato, e abbiamo messo appunto la possibilità, quando queste persone questi agenti vengono sottoposti a procedimento, di avere un sostegno economico di 10.000 euro. Critico invece il Partito Democratico. È una risposta, diciamo, tutta volta a aumentare il numero di reati, aumentare le aggravanti, inasprire le pene, ma alla fine non produce in maniera reale una concreta sicurezza per i cittadini. Perché? Perché non ci sono risorse per le forze dell'ordine e perché non si accompagna ad una visione della sicurezza fatta di controllo del territorio una politica di contributi per la rigenerazione urbana, per le politiche sociali, educative. Questo decreto, che è un decreto di, diciamo, populismo penale, ma che in realtà non produce alcun effetto.